Salve a tutti, buonasera. Grazie di essere qui. Il mio grazie prima di tutto va ai professionisti che saranno a disposizione di questo centro e che darà una mano a tutti coloro che ogni giorno in questo Paese combattono per difendersi dallo Stato, da uno Stato che, come diceva Davide, dovrebbe essere amico e invece non è uno Stato amico, uno Stato che spesso inverte l'onere della prova. Sei colpevole fino a prova contraria, mi devi dimostrare la tua innocenza. Quando paghi le tasse e fai un ritardo mi devi dimostrare che sei in buona fede, perché per me sei colpevole. Sei colpevole se io ti mando una cartella esattoriale di Equitalia anche se quella cartella non è una cartella valida. Tu mi devi dimostrare che non è valida, non io Equitalia ti devo dimostrare che non sia valida da seguire. Sono brutti tempi per il cittadino normale, comune, quello che non ha santi in paradiso, che non ha onorevoli in Parlamento che lo raccomandano e che non ha amici tra i poteri forti, chiamiamoli così, di questo Paese. Il Movimento 5 Stelle è stato composto, è nato con quei cittadini lì, quelli lì che non avevano nessun santo in paradiso e che si mettevano insieme per fare da scudo ad altri cittadini che subivano torti, che subivano inganni, che subivano ingiustizie. Siamo stati in questi anni, prima ancora che una forza politica, uno scudo per tantissimi cittadini e non abbiamo aspettato per forza di essere maggioranza per diventare scudo. Pensate alle prime iniziative. Appena siamo stati eletti abbiamo tagliato gli stipendi ai nostri parlamentari, non per farci belli, ma per promuovere iniziative che aiutassero una parte di questo Paese ad accedere a dei servizi che gli erano negati. Prima chi mi ha preceduto parlava di microcredito. I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno tagliato in 4 anni, io, Giovanni, Gianni, gli europarlamentari, ci siamo tagliati solo noi parlamentari in Italia, il Parlamento italiano, in 4 anni 20 milioni di euro di stipendi. Ma non era questo, l'obiettivo non era venire qui a farci bene. Abbiamo utilizzato quei fondi per far partire un progetto che molto spesso è stato boicottato dalle banche stesse, che si chiama microcredito alle piccole e medie imprese. E semplicemente serve per far nascere microimprese in questo Paese per quelle persone, per quei giovani o quei meno giovani che stanno per emigrare e vogliono avere un'opportunità. Perché l'abbiamo fatto? Perché in questo Paese le banche hanno chiuso i rubinetti, lo sappiamo bene, soprattutto per quel tipo di microprestiti che servono ad un Paese che ha il 99% di imprese con non più di 10 dipendenti. Noi non siamo né la Francia né la Germania dove la piccola impresa ha 100 dipendenti. La nostra piccola impresa ha 10 dipendenti e si deve misurare con banche che gli garantiscano prestiti, perché senza prestiti non riescono a sopravvivere. Che cosa è successo in questi anni? Che gran parte dei capitali bancari, dei nostri soldi, di quelli che mettevamo nei conti correnti andavano verso poteri economici che non rappresentavano la media delle nostre imprese. E allora ci siamo inventati il microcredito. Oggi esistono in Italia circa 3.500 nuove piccole imprese finanziate con un politico che si è tagliato lo stipendio, un politico del Movimento 5 Stelle che credo questo messaggio serva anche a dare un po' di fiducia in più nelle istituzioni. Finalmente c'è una politica che rinuncia ad una parte di quei soldi per dare un'opportunità di lavoro a chi questa opportunità non l'ha avuta né dallo Stato e né dalle banche. Non credo che risolva tutti i problemi questa cosa, cioè non credo che con 3.500 imprese abbiamo risolto i problemi dell'Italia. Voi che siete la regione che ha avuto una storia di imprese tra le più importanti d'Italia, sapete bene quanto serva ancora per il mondo dell'impresa per far ripartire l'economia. Però abbiamo voluto spiegare una cosa, che quando si vuole in questo Paese non solo i soldi ci sono, ma ci sono anche le soluzioni per far funzionare quei soldi. E oggi 6.000 posti di lavoro in Italia, di queste 3.500 imprese, danno lavoro a 6.000 italiani che potevano stare all'estero e potevano stare tra quei 107.000 che l'anno scorso ci hanno lasciato e sono andati in un altro paese. Invece sono ancora qui
hanno aperto un'impresa e hanno iniziato il loro calvario contro l'Agenzia delle Entrate, contro Equitalia e contro tutti i balzelli che ci mettono. Quindi il lavoro è appena iniziato per queste persone, non è che abbiano trovato uno spazio di sicurezza, ma ci diamo un'opportunità. In ogni regione d'Italia esiste un centro di aiuto per coloro che vengono vessati da Equitalia e li ha fatti il Movimento 5 Stelle. Pensate che solo il primo centro anti-Equitalia, che è nato 1 anno e mezzo fa a Cagliari, ha contestato qualcosa come 6 milioni di euro di cartelle esattoriali che non si dovevano pagare, ma su cui Equitalia ci provava mandandoti magari il pagamento di una cosa che era andata già in prescrizione. E come funzionano questi centri? Proprio come questo centro qui, hai dei professionisti che ti danno il consiglio giusto, perché soprattutto quando si parla di tasse, di more, di agi e di interessi, hai sempre paura che più passa il tempo più devi pagare, e quindi la tua tentazione è di pagare subito, anche se non devi pagare. Noi abbiamo messo a disposizione in tutta Italia professionisti di buona volontà, come quelli che saranno al servizio di questo progetto, ai cittadini che non avevano la possibilità di rivolgersi a professionisti di fiducia o di pagarli. E questo è stato fatto per tante altre cose. Se penso alla strada che abbiamo costruito in Sicilia, perché in Italia non serve il ponte sullo stretto, bisogna mettere a posto i ponti che crollano, quelli autostradali che sono stati fatti male. E nell'estate del 2015 i nostri consiglieri regionali, tagliandosi gli stipendi, costruirono una bretella stradale che aggirasse il ponte crollato e che permettesse alle ambulanze di fare Palermo-Catania in tempi decenti, perché bisognava fare un giro enorme. Se penso a quello che adesso i nostri sindaci stanno facendo contro il gioco d'azzardo, che ha distrutto le nostre famiglie. Il gioco d'azzardo è una delle piaghe più grandi di questo paese, perché, e lo sa bene Giovanni Endrizzi, che è una delle persone che più si è occupato di questo tema, colpisce le fasce più deboli. 1 minore su 2 in Italia ha giocato d'azzardo almeno una volta. Sta entrando nella cultura di questo paese. E come si combatte? Per ora noi lo possiamo combattere solo con i sindaci. Chiara Appendino ha fatto un regolamento a Torino, bloccando, limitando l'orario di apertura, la nostra sindaca di Torino, delle sale slot, escludendole da alcune zone. Virginia Raggi ha fatto una delibera che rende il centro storico di Roma libero da tutte le slot machine, e in altre zone orari limitativi. Adesso mi pare stia arrivando la notizia che a Torino il TAR ha bocciato quel regolamento perché la legge nazionale dice che invece devono stare aperte le sale slot quando vogliono, e allora vorrà dire che abbiamo vinto in quella che era la capitale d'Italia, e quella che è la capitale d'Italia dobbiamo anche andare a governarlo questo paese, per fare le leggi che servono per cambiare questo paese. Noi pensiamo che ci sia bisogno di fare cose di buon senso. Dopo andiamo a presentare un ricorso storico con David Borrelli, con Gianni Girotto, con Enrico Cappelletti che vedo qui, un importante ricorso per dare giustizia a coloro che sono stati risparmiatori delle 2 principali banche che hanno truffato i cittadini veneti in questi anni. Porteremo quelle banche di fronte alla Corte europea e chiederemo giustizia per i cittadini di questa regione e di questa terra. Anche quello lo possiamo fare e lo faremo, tagliando gli stipendi ai nostri consiglieri regionali e finanziando il ricorso con quei soldi. Perché vi sto dicendo tutto questo? Perché noi dove possiamo proviamo ad aiutare i cittadini con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Qui c'è un meetup, io non so se abbiamo consiglieri comunali qui. Abbiamo consiglieri comunali, abbiamo un gruppo locale che si impegna su questo territorio, ma il punto fondamentale è che dove possiamo facciamo quello che possiamo per aiutare a realizzare un'idea di paese differente. Lo facciamo senza soldi perché non abbiamo soldi, lo facciamo lo stesso. Entriamo nelle istituzioni, proviamo a farlo all'opposizione. Andiamo al governo delle città, proviamo a farlo, anche se poi un tribunale ce le boccia quei provvedimenti perché la legge che hanno fatto a Roma contraddisce quel regolamento. In un modo o in un altro ci proviamo, e secondo me è sinonimo di credibilità, perché se tu dici quello che fai, ancor prima di arrivare al governo, ancor prima di prendere il potere, questa frase che viene sempre utilizzata per dire voi andate al potere e poi
fate il contrario di quello che dite. No, noi quello che diciamo lo stiamo già facendo. Dateci l'opportunità di governare questo Paese, e quello che abbiamo provato a fare nel piccolo di realtà come queste lo faremo mettendo questi valori direttamente all'interno delle leggi nazionali, e una volta che l'avremo messo nelle leggi nazionali ognuno di voi non dovrà pregare più nessuno per ottenere un diritto, perché le leggi oggi sono fatte in modo, le leggi oggi di questo Paese sono fatte in modo da obbligarvi a pregare qualcuno per ottenere un diritto. Oggi la corruzione non è nient'altro che il figlio della burocrazia. La burocrazia è un modo di fare le leggi a Roma, che deve fare sempre in modo che tra voi e un diritto si interponga o un politico o un burocrate che millanta di farvi un favore, quando invece sta soltanto interponendosi tra voi e quello che dovreste avere di diritto dalla legge. Noi ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto, ci hanno dato per spacciato ogni anno negli ultimi 4 anni, stavamo morendo, che eravamo finiti, quante volte lo hanno detto. Siamo la prima forza politica del Paese, spero che le elezioni politiche arrivino il prima possibile, e con quelle elezioni politiche portiamo nelle leggi dello Stato quelle cose che ci hanno sempre negato in tutti questi anni, perché c'era una piccola parte di questo Paese che andava a braccetto con i vecchi partiti di questo Paese e che si è impossessata di tutto lo Stato. Ma adesso i cittadini si riprendono lo Stato, e se la riprendono, e se lo riprendono anche con iniziative come queste. I meetup, i gruppi locali sono uno di quegli strumenti per cominciare già a cambiare un territorio, al di là che tu elegga o meno il sindaco, il consigliere comunale. Puoi iniziare a cambiare il territorio facendo iniziative come queste, che assistano chi è in difficoltà. E i gruppi locali dovrebbero fare tutti come il gruppo qui che sta presentando questa iniziativa: lavorare su un territorio, proporre iniziative. Il movimento ha bisogno di gruppi che combattono, non che si combattono. Questo lo voglio dire chiaramente. Grazie. Io non so se essere contento, faccio un ragionamento a voce alta, non so se essere contento di questo ufficio o no, perché nella mia visione un ufficio così non avrebbe senso di esistere. Il cittadino non si dovrebbe difendere dallo Stato, lo Stato dovrebbe tutelare il cittadino, non dovremmo essere noi a occuparci di questo. Però se questa è la prima risposta a qualcosa che non funziona in questo Paese, ben venga. E se questa risposta parte da un percorso nato nel 2005 con un'apertura di un blog, quindi dalla rete, dal proseguimento di questo progetto attraverso l'attivazione di migliaia e migliaia di cittadini, me compreso, che si sono alzati dalla poltrona e dal divano e hanno deciso che era il momento di reagire e che il cittadino cominciasse a entrare nelle istituzioni per cambiarlo, beh, allora c'è da essere contenti di questo tipo di reazione. Io non vi voglio rubare altro tempo, mi fermo qui. Credo che oggi abbiamo un'ulteriore sfida davanti. Abbiamo cominciato a organizzarci tra cittadini per rispondere alle istituzioni, parte di noi sono entrati nelle istituzioni per cambiarle, la politica, ahimè, è fatta di numeri, per cambiare le istituzioni servono i numeri, ci serve governare, ci serve vincere. Questa cosa qua la possiamo fare solo insieme, la possiamo fare noi mettendoci la faccia, voi mettendocela domani, e tutti noi insieme scegliendo di votare in maniera corretta. È una giornata meravigliosa questa per noi e per Castelfranco Veneto. Tanto buongiorno a tutti, grazie per essere venuti. Sono Cristian Bernardi e sono il referente del meetup di Castelfranco Veneto. Meetup, molti di voi si chiederanno che cos'è un meetup. Il meetup non è altro che un sito, una piattaforma internet usata dai simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, dove iscrivendosi si ha l'opportunità di incontrarsi, di discutere, di prendere iniziative e vedersi poi di persona, ovviamente. Ed è stato proprio iscrivendomi al meetup nel 2012 che sono entrato in quella che a mia insaputa sarebbe diventata una mia seconda famiglia.
E ho conosciuto in questi anni persone eccezionali, grandi cuori, persone motivate dalla voglia di dare il proprio contributo alla società, persone che dedicano il proprio tempo gratuitamente per portare avanti un'idea ben precisa, l'idea che siamo una comunità e come tale è nostro dovere aiutarci. In questa ottica abbiamo voluto creare qualcosa di tangibile che possa almeno in parte dare una mano ai cittadini. Ci sono voluti molti mesi di lavoro, molto tempo sottratto alle nostre famiglie e alle nostre passioni per riuscire a reperire tutti quei tasselli che ora compongono il terzo punto SOS nel Veneto, SOS al cittadino. È stato realizzato grazie alla generosa disponibilità di un team di avvocati, commercialisti e responsabili di spazi dedicati, che nulla c'entrano con il Movimento 5 Stelle, ma che hanno aderito per il solo scopo benefico dell'iniziativa. L'unica delusione, un po' un rammarico, è quella che ci è arrivata dall'amministrazione comunale, che non ha condiviso o preso a cuore questo nostro progetto, ma ci auguriamo per il futuro di ricevere maggiore collaborazione su iniziative che come questa vedono il cittadino principale protagonista. Il tutto SOS al cittadino è stato creato con l'obiettivo di dare una prima consulenza ed aiuto gratuito a tutti i cittadini ed aziende che hanno necessità. Le problematiche comuni di tutti i giorni alle quali un cittadino incappa e molte volte è costretto a subire, quindi pagare, sono molteplici. Noi cercheremo di dare delle risposte e delle indicazioni su come risolverle. Le consulenze riguardano problematiche di tipo tributario, quindi Equitalia o Agenzia delle Entrate, civile, sanzioni amministrative, multe, bollette, di luce, gas, acqua, telefono, rifiuti, un'altra battaglia che porteremo avanti, responsabilità medica, furti online su conti correnti, poi diritto del lavoro, bancario e finanziario, quindi mutui, usuria bancaria, anatocismo, segnalazioni thrift, e poi abbiamo la parte di contabilità e controllo di dichiarazioni imposte, quindi redditi, IVA, IMU, TASI, e presto sarà attivo anche una consulenza, uno sportello per l'accesso al microcredito. Poi magari Luigi, se vuoi un attimo dire che cos'è il microcredito, molti non conoscono ancora. Avvocati commercialisti si prestano a titolo gratuito a dare i giusti suggerimenti su come poter risolvere i problemi, ma non accettano successivi incarichi da parte dei cittadini, perché questo non vuole essere un servizio e non deve essere, perché questo servizio non deve essere trampolino pubblicitario ai professionisti che si mettono a disposizione questa causa. Lo sportello è aperto anche a tutti coloro che vogliono mettere le proprie competenze a servizio degli altri e che, se interessati, invito a contattarmi. Per motivi di tempo e disponibilità, per ora lo sportello aprirà una volta al mese, il secondo sabato al mese, dalle 9 alle 12. Sul sito web nostro, castelfrancoveneto5stelle.it, troverete tutte le informazioni necessarie. E ringrazio ancora davvero questi professionisti, persone meravigliose, che in tempi dove il dio denaro fa da padrone, dove i delinquenti fanno carriera lasciando immeritevoli immagini, trovare queste persone è stato per me una rinascita. Ringrazio di cuore il TAP di Castelfranco Veneto che mi ha aiutato in questo progetto e che anche oggi, con una pettorina colorata, stanno lavorando per la riuscita di questa giornata e per la riuscita di questo paese. Ricordo le parole di Beppe Grillo che dicevano: l'attivista è patrimonio dell'umanità. Non posso che dargli ragione.